Mafia, criminalità comune, contrasto all'immigrazione clandestina. Un anno intenso di lavoro per la Polizia di Agrigento che oggi ha festeggiato il 163esimo anniversario della nascita del corpo. Al motto Esserci sempre. Una festa avvenuta in un luogo simbolo, Palma di Montechiaro, da sempre una delle realtà a più rischio mafioso e criminale. Simbolo anche per il nuovo commissariato aperto da anni dopo tante battaglie sindacali ma ancora non inaugurato ufficialmente. È toccato al questore Mario Finocchiaro nella sua relazione spulciare dati e cifre dell'attività svolta dal 1 maggio del 2014 al 30 aprile scorso. In dettaglio sono state riportate le operazioni anticrimine, le attività di prevenzione e quelle relative all'immigrazione clandestina. Un bilancio positivo. Siamo al servizio dell'Italia da 163 anni, un'età già ben consistente, anche se non ce la sentiamo sempre giovani. Lo scopo che ha il nostro Dipartimento è quello di essere sempre al passo coi tempi, rinnovarci sempre, sia nelle dotazioni, nell'informatica, nel seguire lo sviluppo tecnologico e anche l'inaugurazione di questo commissariato che ha tutte le strumentazioni più all'avanguardia, compreso un poligono di tiro di nuovissima generazione, credo che confermi questo concetto. Un bilancio dell'attività di quest'anno, quali sono state le operazioni più importanti? Quest'anno abbiamo svolto tantissime operazioni, in particolare ho ricordato l'operazione Glauco 1 e Glauco 2, con la quale è stata sgomiata un'associazione transnazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, l'operazione La Carica delle 104, che è quella che ha svelato un sistema di false invalidità finalizzate a beneficio della G104 appunto, e tantissime altre operazioni. Guardate, al di là delle operazioni che fanno clamore, voglio sottolineare il lavoro di tutti i giorni, quello ordinario della Polizia. Cosa mi dice invece dei decreti di rimpatrio, come renderli operativi, visto quello che è successo con il marocchino arrestato a Milano? Ma guardi, noi applichiamo la legge, non facciamo le leggi noi. Applichiamo le leggi e anche in questo caso è stato dimostrato come sia stata applicata correttamente la normativa. Al di là del fatto che poi non abbia ottemperato all'ordine di rimpatrio, è stato immediatamente individuato il soggetto. Personalmente poi ho partecipato anni fa alla cerimonia della posa della prima pietra di questo commissariato. Tornarci oggi per invece farne una formale inaugurazione, mi fa personalmente piacere, e comunque poi un bravo a tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di questo obiettivo. Bravo poi soprattutto a tutti coloro che lavorano all'interno di questo commissariato con molta dedizione e molto amore nei confronti delle persone delle quali tutelano la sicurezza.